L'ennesima beffa, così la madre del 17enne investito ucciso da un poliziotto ubriaco a Paese. Alla famiglia il conto della rimozione dello scooter e della pulizia del sangue sull'asfalto, la rabbia e il dolore delle parole di Barbara, che ha tatuato sul braccio il nome del figlio. Schianto mortale questa mattina a Mirano, a perdere la vita un 31enne di Martellago in moto che si è scontrato con un'auto. Nulla da fare per il giovane Centauro. Ennesimo infortunio mortale in Veneto, operaio di 57 anni muore schiacciato tra un carrello elevatore e il telaio di una finestra in un macello di Ponte San Nicolò nel Padovano. Allarme bomba a Vicenza ieri sera per un sospetto ordigno esplosivo che era posizionato su un monopattino, zona isolata, artificieri in azione. Nel Carroccio resta la tensione. Oggi a Padova Roberto Mercato, dato ormai in Forza Italia, ha seminato nuovi indizi. A Treviso Mario Conte cerca di serrare le file. La Lega deve tirare fuori gli attributi, dice. Venezia si sta spopolando perché le persone muoiono. Le parole del sindaco Luigi Brugnaro dopo l'allarme per il superamento dei posti letto per turisti su quelli per i residenti. È morto a 76 anni a Malo Virginio Ziglio, volontario e anima della Città della Speranza. La fondazione è nata in memoria di suo figlio Massimo, bimbo scomparso per leucemia nel 94. Dalla politica alla cronaca, dall'economia alle storie di ogni giorno, i riflettori di Ring si riaccendono sui fatti del Veneto. Stasera il primo appuntamento dalle 21:15. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto questa sera nell'edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però Ring, perché questa sera torna la trasmissione di Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15 e torna il sondaggio. Vi chiediamo questa sera della fuga che si sta registrando dalla Lega verso Forza Italia. È già duello tra Tosi e Zaia. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La politica come sempre alle corde questa sera a Ring a partire dalle 21:15 con Avarino in studio. Dicevamo la cronaca, le storie, l'ennesima beffa, così la madre del 17enne investito ucciso da un poliziotto ubriaco a Paese. Alla famiglia, pensate, il conto della rimozione dello scooter e della pulizia del sangue sull'asfalto, la rabbia e il dolore di mamma Barbara nell'intervista rilasciata a Lina Paronetto. Io non dovevo ricevere quella fattura. Io, inteso come mia famiglia, non dovevamo ricevere la fattura che indicava il pagamento della polizia della strada di un incidente che non ha causato mio figlio. 183 euro per rimuovere i rottami dello scooter del figlio e lavar via il sangue dall'asfalto alla famiglia di Davide Pavani, il 17enne morto l'8 maggio del 2022 a Paese, travolto dall'auto dell'agente di polizia 31enne Samuel Seno. È toccata anche questa beffa, come la definisce mamma Barbara Vedelago, vedersi recapitare il conto dopo che il loro figlio è stato falciato sulla strada da un automobilista che, in stato di ebbrezza, correndo troppo forte, ha invaso la corsia opposta. Il patteggiamento 4 giorni fa, 3 anni e mezzo la pena, come si fosse trattato, dicono Barbara e i suoi legali, gli avvocati Davide Favotto e Elisa Caldato, di un incidente qualsiasi, privo degli elementi di gravità che sono invece emersi. 16 mesi per sapere che non fa un giorno di carcere, non ha pagato niente. Alla fine lui non ha pagato niente. Ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta Barbara, che in tribunale ha incontrato faccia a faccia il poliziotto responsabile dell'incidente. Voleva chiedergli degli ultimi 5 minuti di vita di Davide, sapere, dice, se mio figlio là era da solo oppure no. Dal momento dell'impatto a quando sono arrivati i primi soccorritori, l'ha visto soltanto lui praticamente, e io avevo bisogno di sapere se Davide in qualche modo aveva fatto un rantolo, mosso una mano, piuttosto che... e solo lui poteva darmi la risposta. Com'è stato incontrarlo, signora? Devastante. Come ho già detto, da parte di entrambi sicuramente. Per 2 motivi diversi, ma da entrambi. Il 31enne le ha chiesto scusa, non perdono. Per quello, dice la mamma di Davide, ci vorrà del tempo. Quando un giorno avrà la sua famiglia, i suoi figli, li amerà in modo incondizionato e guardandoli negli occhi
saprà cosa, forse, in qualche modo, può rendersi conto cosa può aver provocato alla mia famiglia. E allora a quel punto può suonarmi il campanello e io deciderò. Nessuno riporterà indietro Davide, prosegue Barbara, che si è fatta tatuare il nome del figlio sull'avambraccio con la scritta "La mia stella nel cuore". Quando è che se l'è fatta? A Natale. Così ha Davide qui sempre con sé. Sotto la pelle è diverso, perché è con me, ma qua è sotto la pelle anche. Davide, che sulla patta della moto aveva il numero 805, l'8 del 5, dice la mamma, la data della sua morte. Un destino feroce che questa famiglia cerca di affrontare con coraggio e Barbara spiega perché. Io a casa ho Nicola, L'altro figlio. sì, e ho il dovere di insegnargli come si affrontano le cose, con il cuore e fino in fondo. E sulle strade del Veneto si continua a morire, così questa mattina a Mirano. Avrebbe compiuto 31 anni tra una settimana, il prossimo 18 settembre, non ce l'ha fatta Alessandro Furis. In sella alla sua rossa Ducati si stava recando al lavoro alla Speedline quando alle 8:30 del mattino a Mirano, lungo via Cavin di Sala, si è scontrato contro la Ford Fiesta grigia condotta da un 27enne del posto che, uscita da Via Bianchi, si stava immettendo, svoltando a sinistra, sempre lungo la stessa via Cavin di Sala. Violentissimo l'impatto tra i due mezzi che non ha lasciato scampo al Centauro, morto praticamente sul colpo, nonostante i vari tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del SUEM 118. Chiusa al traffico per diverse ore, nei due sensi di marcia, la via del sinistro per permettere i rilievi del caso. Ora al vaglio degli inquirenti e la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Milanese la dinamica del tragico incidente che sarebbe stato causato, secondo una prima ricostruzione, dall'alta velocità da una parte e da una mancata precedenza dall'altra. Il cordoglio del primo cittadino di Mirano. Il tema di una velocità elevata che comunque non rispettava il limite è del tutto evidente. Parte di chi? Da parte del motociclista. Ora la velocità a cui andava ovviamente non la sappiamo. Questa però è un'arteria che ha un limite di velocità di 30 km/h. Alessandro ieri aveva trascorso la serata a Jesolo in compagnia di amici e questa mattina, come faceva da 10 anni a questa parte, si stava recando al lavoro a Santa Maria di Sala. Un ragazzo solare, riservato e ben voluto da tutti, svolgeva molto bene le sue mansioni, dicono di lui i colleghi della Speedline, con cui aveva condiviso tante battaglie sindacali con gli ultimi presidi a tutela del posto di lavoro. Colleghi in lutto che oggi lo commemorano nella pagina Facebook. Alessandro abitava a Olmo di Martellago con la mamma, era il suo unico figlio. E si continua a morire purtroppo anche nei luoghi di lavoro. Un 57enne è scomparso, è morto in una maniera terribile in una fabbrica, in uno stabilimento, in un macello di Ponte San Nicolò. Siamo nel Padovano. Lo hanno ritrovato senza vita soltanto sabato mattina, quando i primi operai sono entrati nell'azienda verso le 5. La tragedia però si sarebbe consumata in piena notte. Ancora una morte sul lavoro nella nostra regione. Questa volta la vittima è un 57enne di Tombolo, Stefano Moletta, rimasto schiacciato dal carrello elevatore contro una finestra all'interno di un pollificio di via Garibaldi a Ponte San Nicolò. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal. Da una prima ricostruzione, il lavoratore dipendente di un'azienda del ramo dei trasporti sarebbe sceso dal carrello elevatore che stava manovrando per controllare dei documenti e sarebbe rimasto schiacciato contro il telaio metallico di una finestra. La tragedia sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte di venerdì, la mattina seguente, quando il primo camion è arrivato in azienda per caricare la carne, ha notato il corpo esanime del 57enne e ha dato subito l'allarme. I soccorsi però sono stati vani, l'operaio era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma i rilievi sono stati affidati allo Spisal, che dovrà accertare se si sia trattato di una disattenzione fatale o di un malfunzionamento del carrello elevatore. I sindacati, dopo questo nuovo infortunio mortale sul lavoro, chiedono interventi decisi in termini di prevenzione. Noi ascolteremo le solite parole di circostanza, ma qui bisogna agire. Lo diciamo ogni volta che avviene un incidente così grave sul lavoro e rimaniamo inascoltati.
Questa volta è occorso a un lavoratore di 57 anni con un contratto interinale, quindi ancora una volta la dimostrazione che la precarietà è una delle cause maggiori che appunto determinano poi gli incidenti sul lavoro. Lo Spisal ha spiegato che questo tipo di incidente coinvolge sia il trasporto che la movimentazione delle merci in un contesto particolare. Infatti il lavoratore coinvolto era un cosiddetto lavoratore somministrato, cioè non un dipendente direttamente dalla struttura in cui prestava servizio, ma fornito da un'agenzia interinale. Sempre per la cronaca, nel Veronese si è consumata la vendetta della banda di giovanissimi. Un ventenne indiano è stato rapito, vessato e torturato da 4 giovani tra i 18 e i 30 anni che l'anno scorso la vittima aveva denunciato per estorsione e violenze. Secondo l'indagine della squadra mobile di Verona, i 4 avrebbero caricato il ventenne a bordo di una Mercedes e trasportato in aperta campagna, dove lo avrebbero costretto a denudarsi e a mettersi in ginocchio, legandogli le mani e infilandogli ripetutamente un ago sotto le unghie, per poi farlo alzare e camminare per 200 metri. Infine lo avrebbero nuovamente obbligato a inginocchiarsi per prenderlo a calci e pugni, mentre uno degli aggressori in particolare lo avrebbe colpito su tutto il corpo con una frusta e un bastone, invendogli contro e minacciandolo. Scene da arancia meccanica. I responsabili sono stati arrestati, uno di loro era stato denunciato dalla vittima per estorsione, un altro per sequestro di persona nell'indagine della polizia sulla baby gang cittadina nota come QBR. Insomma, questi i fatti che arrivano da Verona. E noi voltiamo decisamente pagina, dalla cronaca alla politica, con le tensioni in casa Lega quando mancano soltanto 6 giorni all'appuntamento con Pontida. Oggi a Padova Roberto Marcato, l'assessore leghista dato ormai in Forza Italia, ha seminato nuovi indizi sul suo futuro. A Treviso invece Mario Conte cerca di serrare le file del partito. L'appello che faccio a tutti coloro che ricoprono un ruolo e oggi magari si sentono un po' ai margini è invece di tirare fuori la grinta, cominciare a parlare di temi, di non abbandonare la barca, perché quando le cose vanno bene fa tutti piacere far parte di questa squadra, quando le cose diventano un po' più complicate ci servono gli attributi. Ecco, io voglio un partito con gli attributi e sarà mia cura impegnarmi per tirare fuori dei temi amministrativi che possano diventare una proposta politica. Sembra quasi rispolverare i toni di bossiana memoria Mario Conte in quello che è a tutti gli effetti un duplice appello: uno ai delusi che meditano la fuga, l'altro al partito perché riprenda vigore. Sullo sfondo il settembre nero della Lega in Veneto, con 3 assessori regionali, Caner, Marcato, Bottaccin, che sembrerebbero tentati dalle sirene di Flavio Tosi, l'ex leghista, oggi numero 1 di Forza Italia, che i suoi ex colleghi conosce bene, così come i loro mal di pancia. Lo stesso Caner sabato aveva affidato alla nostra emittente un messaggio criptico: non ho nulla da dichiarare, prima il partito deve chiarire alcune cose con me. Le sue parole esatte, con il segretario trevigiano Dimitri Coin, che 24 ore dopo ha rimandato di fatto ai livelli regionali, quindi Alberto Stefani. E questo quando mancano 6 giorni a Pontida, appuntamento che per i veneti potrebbe tramutarsi in un ammutinamento del Banti, anche perché, va detto, smentite ufficiali non sono mai pervenute da nessuno dei diretti interessati. Anzi, Bulldog Roberto Marcato semina indizi verbali e non verbali. In tanti alle cerimonie ufficiali dell'11 settembre a Padova hanno notato la mancanza nel suo taschino del classico fazzoletto verde alternato al leone di San Marco, un marchio di fabbrica. È scivolato sul cuore, è sempre qua il leone, che ruggisce sempre qui. Ci prepariamo un fazzolettino azzurro? No, questo è bianco-azzurro, ma perché è in pandan con la cravatta. Ma la scelta del colore ha un significato? No, assolutamente, io sono un uomo di buon gusto. Questione di stile, insomma, così come la citazione ai margini del discorso ufficiale di Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Perché un assessore dovrebbe citare un consigliere? È un consigliere regionale presente, io porto sempre il saluto di tutti i rappresentanti regionali che sono presenti assieme a me, ci mancherebbe. A finire ai raggi X anche il suo discorso per le commemorazioni, ritenuto troppo moderato sui temi dell'integrazione. Anche qui Bulldog gioca con abilità. Sono passati 22 anni, dovessi ripetermi sarei
Quasi una partita a scacchi dunque, con il numero 1 dell'ANCI che suggerisce una linea al partito per uscire dall'impasse. Dobbiamo tornare a far politica tra la gente e per la gente, solo così potremo recuperare credibilità e entusiasmo. Adesso la conta di Pontida, la partita è politica, personale, psicologica, a sintetizzarla paradossalmente uno dei passaggi più emblematici di Ecce Bombo. Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Intanto c'è il sondaggio di Ringa, eccolo, fuga in Forza Italia, duello Tosi-Zayas, sì il numero in verde, se no quello in rosso. Questa sera torna a Varino a partire dalle 21:15. Noi andiamo a Vicenza per raccontarvi di un allarme bomba. Paura in via Riviera Berica ieri sera per un sospetto ordigno esplosivo segnalato dai cittadini che hanno allertato la polizia. Un pacco sospetto posizionato su un monopattino elettrico che era lucchettato ad un palo, del tutto somigliante ad un ordigno esplosivo collocato sul pianale. È stato notato nella stradina che porta verso Villa La Rotonda. L'involucro di circa 40 centimetri era ben sigillato con del nastro adesivo e dei fili in evidenza. Si è trattato di un intervento che è rientrato nell'ambito del più complesso sistema di sicurezza che è stato predisposto in occasione della fiera Vicenza Oro. Proprio per questo motivo avevamo a disposizione dei reparti speciali, anche gli artificieri, e a seguito di questa segnalazione ci siamo resi conto che vi era la possibilità che questo involucro potesse contenere un ordigno esplosivo. Per questo motivo abbiamo fatto intervenire gli artificieri, insomma c'è stata messa in sicurezza tutta la zona e poi gli artificieri hanno fatto esplodere l'involucro. La polizia è intervenuta sul posto, non essendo certa della natura e della pericolosità di quanto rinvenuto. Su disposizione del questore ha attivato il nucleo artificieri di Venezia. La zona è stata isolata con delle transenne messe in sicurezza e verso le 23 con una carica esplosiva posizionata dagli artificieri l'involucro è stato fatto esplodere. Gli accertamenti per far luce sulla natura dell'involucro sono in corso. Da un primo esame degli esperti, tuttavia, non sembrerebbe un ordigno rudimentale. Da quello che è stato possibile capire fino adesso, anche se gli accertamenti sono ancora in corso, non si trattava di un ordigno esplosivo, ma non è da escludere che potesse essere stato posizionato proprio lì con quelle modalità, con quell'aspetto esteriore, magari per effettuare una minaccia nei confronti di qualcuno. Venezia si sta spopolando perché le persone muoiono, l'ha detto il sindaco Luigi Brugnaro commentando i dati sullo spopolamento diffusi dall'osservatorio civico sulla casa e sulla residenza. Si chiama saldo migratorio, tra le persone che escono dal centro storico e quelle che entrano. Il saldo migratorio è quasi leggermente positivo, nel senso che sono 2 o 3 persone, ma è positivo, cioè non c'è gente che esce dal territorio, non c'è da trattenere i cittadini, non vanno da nessuna parte. E dice, ma allora perché continuano a calare? Perché muoiono, le persone muoiono. È una città vissuta da molte persone anziane, l'Italia è il paese più vecchio del mondo e le persone stanno morendo. All'indomani dei dati diffusi dall'osservatorio civico sulla casa e la residenza che vedono a Venezia più posti letto per i turisti che residenti, il sindaco Brugnaro replica dunque così, aggiungendo che il problema non riguarda solo il centro storico. In tutto il comune di Venezia, ma non solo Venezia, in tutte le città, guardatevi i dati demografici, i numeri stanno calando. La città di Venezia, comune non città storica di Venezia, scenderà, eravamo 260.000 abitanti, scenderà sotto i 250.000. Ma questo è il trend di tutte le città, sono pochissime quelle incontro. Per cui diciamo le cose vere. Qui non si tratta di trattenere i cittadini che stanno andando via, perché non è vero, non va via nessuno. O chi va via comunque è compensato da chi rientra. Il problema è attirarne di nuovi e il progetto che noi abbiamo lanciato è questo del raddoppio dell'università. E mentre la città si spopola, domani si prevede un consiglio comunale infuocato sul contributo d'accesso, su cui il sindaco al momento preferisce non sbilanciarsi. Quello che dico ai cittadini veneziani, siate orgogliosi, perché sicuramente non è mai stato provato in tutto il mondo una cosa del genere. Se vogliamo difendere la città dobbiamo avere il coraggio di fare delle cose. Non sarà mai un ostacolo ai cittadini, alla vita dei cittadini. Credo che ci voglia un po' di moderazione quando si fanno le cose e bisogna avere anche un po' di fiducia, trasmettere anche un po' di fiducia. I dubbi, le preoccupazioni, le critiche però sono legittime, ci stanno, ce ne ho anch'io tanti, poi una volta sciolto i dubbi si fa e si sceglie.
Lutto nel Vicentino, in tutto il Veneto, per la morte di Virginio Zilio. Aveva 76 anni, era l'anima della Fondazione Città della Speranza. Addio a Virginio Zilio. Malo lo saluta. Si è spento a 76 anni nello stesso giorno, il 9 settembre, in cui il figlio Massimo, nel 1985, fu stroncato dalla leucemia a soli 12 anni. Padre e figlio legati dalla stessa data di morte, ma uniti soprattutto dalla vita, quella che Virginio ha vissuto nel ricordo di Massimo. Da quel giorno di 38 anni fa, Virginio Zilio ha iniziato a operare e a prodigarsi fino alla creazione nel 1994 della Città della Speranza, nata anche grazie al suo impegno e alla sua costanza. Lui, volontario e anima della fondazione, che da quasi 30 anni raccoglie fondi che vengono destinati alla ricerca scientifica per sconfiggere le malattie del bambino. La fondazione è nata in memoria di suo figlio, che adesso Virginio ha raggiunto. In fondo non si sono mai lasciati. Lutto anche nel mondo del giornalismo veneto. Si è spenta all'età di 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, giornalista padovana, già corrispondente dell'Unità, del Mattino di Padova, del Fatto, di Enzo Biagi, del TG3 e del TGR del Veneto. Lo scorso marzo aveva ricevuto il premio alla carriera dall'Ordine dei giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale per la crescita dell'informazione. Numerosi messaggi di cordoglio, tra questi quelli del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che tra gli altri invia le sue più sentite condoglianze ai figli, in particolare a Walter Milan, capo ufficio stampa della Regione. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Padova e raccontarvi delle celebrazioni, della commemorazione dell'11 settembre. Oggi ricordiamo le vittime di quegli attacchi. Delle oltre 2.900 persone che hanno perso la vita, 372 provenivano da oltre 90 nazioni. Le loro famiglie piangono ancora. Mio fratello è vigile del fuoco, quindi alla Ederle è venuto qua per la commemorazione. Ricorda dov'era? Sì, esattamente. Sì. Possiamo chiederle. Era un compleanno di un ragazzino. Anch'io ero piccola, per cui... È una data molto importante, comunque da ricordare, sicuramente la memoria è veramente molto importante. Comunque questo monumento che hanno realizzato a Padova diversi anni fa, mi sembra sia di Libeskind. Io vengo spesso a vederlo perché comunque facevo scuola da queste parti e comunque vederlo con così tante persone, di solito è un posto deserto, è comunque un'emozione. Lei ricorda dov'era in quei momenti, l'11 settembre del 2001? Io lavoravo in quel periodo, però è stata i telegiornali, vedere le torri, il fumo, la gente che scappa, è una cosa che colpisce tutti. È giusto ricordare. È giusto ricordare. Io sono del 2004, quindi sì. Neppure tu eri ancora nata. No, infatti, però comunque è un'emozione vedere così tante persone intorno, le forze dell'ordine, è veramente una bella sensazione perché ti fa pensare che appunto nonostante tutto il male che ha provocato questo episodio ci sia comunque qualcuno che ancora crede che sia giusto ricordarlo. Parlano di costruzione di un mondo migliore, così giovane, ci credete nella possibilità di un mondo migliore? Sì, io sono molto fiduciosa, credo molto nel futuro, nelle persone, spero di non sbagliarmi. È tutto dal Veneto, grazie per l'attenzione, vi lascio al meteo, buona serata. L'Unic Star,
le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Anticiclone ancora protagonista, ma sul nostro territorio lo scenario cambierà mercoledì con l'aumento dell'instabilità. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 12 settembre. Sul Veneto bel tempo, tanto sole ovunque con inizialmente cielo sereno. Intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio, possibile anche qualche locale foschia in pianura nelle ore più fredde. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime sui 14-19 gradi, massime tra 26 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui soleggiato, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Temperature minime tra 18-19 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, tuttavia nel pomeriggio sera saranno possibili alcuni rovesci o temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.